Continuano a Palma di Montechiaro le manifestazioni settembrine, un ricco cartellone di spettacoli, concerti, manifestazioni teatrali, talk show. Si parla ancora del successo del concerto di Anna Tatangelo che si è esibito presso la scalinata della Chiesa Madre con oltre 10.000 presenze registrate. Questa serata è la volta dell'Accademia Palladium, diretta dalla sempre brava Lia Minio di Favara, che farà esibire le sue migliori artiste con Palladium Superstar. Quindi l'appuntamento clou, giorno 21 settembre, in cui si ricorda il giudice livatino assassinato dalla mafia Giovanni Fazio con un concerto del trio Lyric Show. Diciamo che le feste settembrine stanno andando benissimo e si innestano in un percorso di ricostruzione della festa, perché nel 2016, ancora prima della mia elezione, quella festa era andata man mano quasi quasi nel dimenticatoio, quantomeno era in decadenza. In questi 3 anni si è ricostruito questo importantissimo evento che, oltre a essere un momento di aggregazione sociale, di condivisione con la città, sicuramente è un momento importante per l'economia della città, perché 10.000-12.000 persone in giro per la nostra comunità diventano linfa vitale per le attività locali. Il mio ringraziamento va all'assessore D'Orsi e all'assessore Onolfo per come hanno saputo bene organizzare questa festa. Il programma ancora è in itinere, andremo avanti per tutto il mese, chiudendo il 21 settembre con un momento di musica dedicato al Livatino, a Rosario Livatino e a Giovanni Fazio, 2 eroi della nostra terra, e poi il 22 di settembre con la festa del Villaggio Giordano, nel quale ci sarà l'esibizione di un cantante neomelodico. Quindi cercheremo di andare dal jazz al pop di Anna Tatangelo al neomelodico, per cercare di coinvolgere tutti i gusti musicali e tutte le passioni che animano la mia comunità e i comuni vicinori. Le feste e le organizzazioni delle feste patronali sono eventi importanti, come dicevo, perché oltre ad essere un momento sociale sono importanti per la nostra economia. Questa amministrazione, come mi sei testimone, lavora per veicolare questa nuova immagine e grazie all'impegno di tutti e grazie al nostro Signore devo dirti che siamo soddisfatti per i risultati raggiunti. La battaglia è ancora lunga, però siamo convinti di aver preso il percorso corretto.